È stata giocata la 29esima giornata del campionato di calcio d'eccellenza Girone A. Il derby Pro Favara-Akragas si è concluso 0-1 con rete di Finessi alla fine del primo tempo. Ecco i risultati: Dolce Onorio Marsalacus Palermo 1-0, Enna Parmonval 3-1, Mazzara Castellammare 1-2, Monreale Casteltermini 1-0, Marineo Don Carlo Misilmeri 1-1, Nissa Canicattì 2-2, Pro Favara-Akragas 0-1, Unitas Sciacca Mazzarese 1-3. Ecco la classifica: Canicattì 68 punti, promosso in Serie D, Akragas 60, Misilmeri 55, Favara 51, Mazzarese Enna 50, Marineo 47, Castellammare 43, Sciacca 42, Nissa 42, Mazzara 41, Parmonval 35, Monreale 21, Marsala 17, Casteltermini 12, Cus Palermo 9, retrocesso in promozione. I play-out salvezza nel campionato di Serie A2 di pallavolo femminile. La SEAP Dallicardillo Aragona ha vinto in trasferta a Vicenza 3-1, conquistando la terza vittoria consecutiva di fila e 3 punti preziosissimi. Ecco i 7 parziali: 25-8, 23-25, 25-27, 22-25. Caracuta 3 punti, Zakovic 22, Negri 4, Stival 11, Zonta 4, Cometti 7, Zec 13. Il campionato di basket di Serie B. La Fortitudo Moncada Basket Agrigento ha vinto in casa a Portempedocle al Pala Moncada 73-47 contro Forio. 7 parziali: 19-4, 16-16, 21-16, 17-11. Alessandro Grande 22 punti, Andrea Lobiondo 18, Albano Chiarastella 9, Sadio Sumalia Traore 7, Santiago Bruno 6, Giuseppe Cuffaro 5, Nicolas Maier 4 e Nicolas Morici 2. L'allenatore Michele Catalani commenta: abbiamo giocato senza 3 giocatori importanti, Costi, Peterson e poi Morici, ma abbiamo saputo imporre il nostro gioco sin da subito e per noi era importante. Questo ci ha permesso di sbagliare qualche pallone di troppo senza ripercussioni sul risultato. Per noi è importante tenere il ritmo partite nonostante la classifica. Cerchiamo di prepararci al meglio per i playoff e quindi giocheremo come sappiamo fino all'ultimo secondo. Cercheremo di recuperare tutti fisicamente per poter esprimere la nostra migliore pallacanestro. E dunque campionato di calcio d'eccellenza Pro Favara-Akragas 0-1. Sì, è una vittoria bellissima, però prima di iniziare a parlare della partita voglio dire che oggi ha vinto il pubblico, ha vinto lo sport e questa era la cosa che più mi piace. Per quanto riguarda la partita, onestamente ho visto una squadra nel primo tempo quasi perfetta, siamo riusciti sempre a prendere alti gli avversari, abbiamo avuto tante situazioni per concretizzare, poi sul fine del primo tempo ho trovato il risultato, siamo riusciti poi nella ripresa a mantenerlo. Un elogio alla mia squadra, un elogio agli avversari che ci hanno tenuto lì, soprattutto nella ripresa, abbiamo rischiato pure qualcosa, ma era giusto rischiare oggi contro una squadra che ho detto nel pregare che era una squadra molto preparata e organizzata.